Andavano anche al capo, in carrozza, una via che si svolgeva come un nastro fra le vigne e gli uliveti, col mare a destra e a sinistra, fino alla casa bianca della lanterna, dalla quale si vedevano ad una tutte le altre isole dell'arcipelago che da San Papino non si potevano scorgere. Parevano buchi scuri nel cielo dell'orizzonte e le onde mordevano le basi della roccia. Quella era una via che facevano spesso, in autunno e in primavera, perché lì al capo c'era la rocca, una proprietà del nonno, con un bel villino dove il dottor Russo li mandava per la mamma e per Lauretta, che aveva sempre qualche malanno. Arrivati al capo, la gente di campagna circondò lo zio e la moglie del fattore le condusse in casa. Era una giornata bella quanto mai, con un'aria così chiara che dalla terrazza Stromboli e Panaria quasi si toccavano con mano, ed anche il piccolo scoglio di Basiluzzo si scorgeva come un sassolino in mezzo al mare. Giù in giardino c'era un gran caldo e un gran silenzio. Si udiva il ronzare degli insetti che pareva il mormorio d'un discorso lontano. La campagna era chiara come all'alba. Il riflesso della luna tremolava sul mare e la via non finiva più. Entrarono finalmente nella città silenziosa. Le mura del castello enormi, tagliate dalla luna. Correvano, sparivano, ed a casa la desolazione crebbe. Passando da San Francesco di Paola, tutte facevano il segno della croce e recitavano preghiere, perché la povera mamma era sepolta lì. La chiesa era stata fabbricata dallo stesso santo, tante centinaia d'anni addietro. Anzi, egli aveva operato un gran miracolo, stirando una trave che non era lunga abbastanza. In mezzo agli affreschi del soffitto avevano lasciato una fessura, dalla quale si scorgeva quel legno miracoloso.
Il pavimento era tutto coperto di lapidi, intorno alle quali ella girava, col terrore di camminare addosso ai morti. Il nonno le conduceva ogni giorno con sé in campagna, al Gelso, una gran proprietà comprata da poco, nella pianura, dove piantava un vigneto. Quando fu pronto il villino che aveva fatto costruire sul palmento, andarono lì invece che alla rocca. In primavera andò ancora al Gelso. Sull'orlo dei fossati, tra le erbe che cominciavano ad ingiallire, s'accendevano i fuochi pallidi e freddi delle prime lucciole, e i profumi delle piante aromali, della menta, del rosmarino, del fior di arancio si diffondevano nell'aria dolce e molle. Le volte che l'accompagnava, ella lo invitava a lasciarlo dinanzi al cancello, dove il fattore aspettava attorniato dai cani saltellanti. Dinanzi alla fontana reiterava l'invito. Maurizio insisteva per accompagnarla ancora, fino ai piedi della scala della terrazza.